Marianna lavorava al Grand Hotel, non aveva tempo di pensare a sé. 16 anni son per divertirsi, ma per Marianna no. Quanti grandi specchi Luigi XVI, ma Marianna non ci si specchiava mai. Con lo spazzolone in mano cosa vuoi? Ci si vergogna un po'. Lava con le tue lacrime, Marianne, le stanze del Grand Hotel. Del Grand Hotel. Nonostante quei vestiti semplici, era bella e tutti la guardavano. Era bella e tutti la invitavano, ma Marianna no. Fu una sera che scoppiò lo scandalo, un anello fu rubato a un principe, fu incolpata proprio la più povera. Povera Marianna, lava con le tue lacrime, Marianne, le stanze del Grand Hotel. Lava con le tue lacrime, Marianne, le stanze del Grand Hotel. Finalmente si trovò il colpevole, Marianna fu liberata subito. In ginocchio chiese scusa il principe e di lei si innamorò. Nella grande cattedrale gotica si sposò Marianna col suo principe. Le sembrò di udire un coro d'angeli mentre diceva sì. Del Grand Hotel. Lava con le tue lacrime, Marianne, le stanze del Grand Hotel.